Formare i cacciatori e le persone che vivono nei boschi per praticare in modo consapevole la propria attività in una zona caratterizzata dalla peste suina africana. Il corso per bioregolatore PSA a Casarza Ligure ha rappresentato una nuova tappa del percorso partito dalle direttive del commissario nazionale alla peste suina africana Vincenzo Caputo, un modo per continuare a formare i cacciatori e integrarli nei progetti di depopolamento dei cinghiali e per estendere i concetti di vigilanza e consapevolezza alle altre categorie che praticano attività nei boschi. Come può agire il bioregolatore in questo contesto? E soprattutto deve sapere alcune cose di come si trasmette questa peste suina, di come ci si deve comportare di fronte al fatto di camminare o passare in un posto dove c'è stato qualche animale che era positivo, che aveva la peste, per non trasmetterla in altri posti, perché ad esempio le scarpe sono un veicolo importantissimo. C'è proprio da formare la gente che frequenta il bosco, cacciatori in primis, ma cercatori di funghi, trekking, gente che va con la mountain bike. Questo progetto, dopo 20 corsi, ha certificato più di 1000 bioregolatori nel Tigullio. Nel futuro continuerà per una sfida di importanza nazionale. Ne abbiamo già fatti, con questo è il 20°, abbiamo già fatto 1100 persone, però purtroppo vedo che c'è sempre richiesta, ne continueremo a fare a settembre degli altri. Una sfida fondamentale per la tutela di un settore importante dell'economia nazionale legato, diciamo, alla valorizzazione del suino. Il problema della peste suina africana si lega al sovrappopolamento dei cinghiali in Liguria, criticità questa che ormai prolifera non solo in contesti naturali, ma anche in quelli urbani. Gli amministratori del territorio chiedono un aiuto maggiore per quello che sta diventando un problema di ordine pubblico. Non riusciamo a risolvere il problema soltanto da soli, quindi occorre che il governo nazionale o chi di dovere prenda un'iniziativa forte, perché ora non è più un problema solo di diciamo così, selezione naturale, è un problema di ordine pubblico. C'è il rischio veramente che qualcuno si faccia male e possa addirittura farsi male in maniera pesante. Io credo che urge un incontro in prefettura a Genova perché, ripeto, come ho detto prima, non è soltanto un problema di gestione del territorio, ma è un problema di ordine pubblico.